Cala il numero dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, sotto i 1500. 175 positivi rivelati dallo screening, diminuiscono i ricoveri, ma i decessi sono 10. La denuncia del sindaco di Gioia Tauro: il tracciamento è senza controllo e qui in città non posso farlo, non ho vigili urbani. Intanto a Rocca Bernarda nel Crotonese 70 positivi in RSA. Sono 135 le persone denunciate nella Locride per truffa aggravata. Avrebbero reso false attestazioni per ottenere i buoni spesa Covid. Lavori fermi sulla Scalea Mormanno, a giugno inaugurata la rotatoria, ma da allora più nulla. Incessante l'opera di solidarietà della Terra di Piero, che distribuisce pasti caldi alle famiglie bisognose del territorio. Buonasera dalla redazione TG10. In Calabria oggi sono risultati positivi 175 soggetti su un totale di 1329 tamponi, pochi sotto i 1500, ma vediamo in estrema sintesi il bollettino emesso dalla Regione Calabria. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 371.388 soggetti, più 1.329 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 18.712, più 175 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 42, a Catanzaro 1, a Crotone 40, a Vibo Valentia 43, a Reggio Calabria 49, dall'altra regione stato estero 0. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 382 nei reparti di malattie infettive e 27 nelle terapie intensive, 10 i decessi. Questa è la sintesi del bollettino regionale. Seconda ondata di Covid che ha colpito pesantemente il comune di Gioia Tauro. Il sindaco Aldo Alessio ad ammettere che si è perso il tracciamento. Il comune inoltre non potrà effettuare controlli perché non ci sono vigili urbani disponibili. Mancati controlli del territorio e una non buona organizzazione sanitaria è quanto denuncia il sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio. In questa seconda ondata di Covid la città ha registrato 316 casi di positività e 3 decessi. C'è molta preoccupazione, lui dice è mancata, si è persa la tracciabilità. Nelle settimane passate, anche nei mesi passati, abbiamo chiesto anche alla prefettura che ci fosse un centro di coordinamento rispetto alla tracciabilità dei casi, perché la difficoltà che abbiamo avuto è stata soprattutto quella di avere la tracciabilità di tutti coloro che hanno avuto contatti con i casi positivi. E questo non ci ha permesso di avere, come dire, un controllo più capillare della situazione. L'altra questione, i ritardi in cui si facevano i tamponi ai diretti interessati. Abbiamo sollevato più volte il problema dicendo che i pazienti erano stati lasciati da soli a casa senza nessuna assistenza diretta da parte dei medici dell'USCA. Ultimamente questo terreno si è recuperato. Nell'imminenza delle feste natalizie c'è un altro problema, è quello cioè che il comune non ha vigili. C'è anche una responsabilità che mi appartiene come sindaco, perché non avendo forza di polizia municipale non sono stati in grado di fare determinati controlli del territorio anche rispetto alla presenza delle persone sulle strade, cosa che invece ho potuto fare nel primo lockdown. Difficoltà che ho tutto segnalato alla prefettura, che ho segnalato ai livelli istituzionali superiori e che comunque io non potevo essere in grado da solo a risolverli in modo definitivo. Questo per quanto riguarda Gioia Tauro. Continua purtroppo gli episodi, i fenomeni di focolai in RSA, questa volta in una casa di riposo di Rocca Bernarda nel Crotonese. Sono 62 i contagiati, l'azienda sanitaria provinciale e il comune si sono mobilitati. L'azienda sanitaria ha preso il controllo della struttura, mentre il sindaco ha chiesto alla regione di decretare il comune zona rossa. Preoccupa il focolaio nella casa di riposo di Rocca Bernarda, comune del Crotonese. Su 70 tamponi effettuati, 62 sono risultati positivi, contagiati ospiti, operatori e anche i titolari della struttura. Altre 90 persone inoltre hanno avuto contatti diretti con i positivi della casa di riposo. Stamattina è intervenuta di nuovo l'ASL per fare i tamponi alle persone che sono state in stretto contatto con gli operatori sociosanitari. La situazione è drammatica, l'amministrazione comunale ha chiesto misure più incisive per fronteggiare l'emergenza.
Noi abbiamo contattato la Regione Calabria, abbiamo chiesto, perché la preoccupazione è tantissima, abbiamo chiesto di istituire una zona rossa per quanto riguarda il comune di Roccabernarda. Dopodiché abbiamo messo in quarantena tutti quelli che ci sono stati comunicati tramite il servizio LASL, li abbiamo messi in quarantena obbligatoria, abbiamo redatto un elenco delle persone che sono state a stretto rapporto con i positivi. La direzione sanitaria della casa di riposo è stata assunta dalla responsabile dell'USCA locale, Maria Pompea Bernardi. I degenti hanno bisogno di cure e assistenza. Stanno procedendo a vedere se trovano infermieri e operatori sociosanitari per dare una mano, perché tutti quelli che c'erano là sono risultati positivi. Sono 135 le persone denunciate nella Locride per truffa aggravata, avrebbero reso false attestazioni per ottenere i buoni spesa Covid. Sono stati giorni di intensissimo e proficuo lavoro per i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria e per le compagnie e le stazioni dislocate sull'area ionica e tirrenica della provincia. Rigorosi controlli sono stati incentrati sulla percezione dei contributi a famiglie disagiate erogati dal governo per l'emergenza legata al coronavirus e sul rispetto delle norme in materia di lavoro. Il bilancio dell'attività vede oltre 180 persone denunciate. Cominciamo con Gioia Tauro e Rosarno. Qui i militari dell'Arma hanno denunciato per truffa aggravata 50 persone. Gran parte di questi soggetti sono familiari di esponenti di spicco delle cosche Bellocco e Pesce di Rosarno. Dalla Piana alla Locride, dove i carabinieri hanno fatto scattare un'altra operazione denominata Tantalo dal personaggio della mitologia greca perennemente affamato e assetato. Nei comuni di Africo, Bianco, Brancaleone, Bruzzano, Caraffa del Bianco, Ferruzzano, Palizzi, Samo, San Luca, Sant'Agata del Bianco e Staiti sono state denunciate 135 persone. Tutte hanno falsamente attestato di possedere i requisiti richiesti per ottenere i buoni alimentari Covid-19. A San Ferdinando, denunciato il titolare di un'azienda agricola. 9 braccianti di origine africana erano alle sue dipendenze senza contratto, senza tutela e senza alcun diritto riconosciuto. Saranno attivate in provincia di Cosenza le unità complesse di cure primarie, coinvolgeranno i medici di base. Il via libera è arrivato dall'azienda sanitaria provinciale. Lo chiedevano da tempo, ma solo in questi giorni è arrivato il via libera dall'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Potranno essere attivate le unità complesse di cure primarie. La chiusura di un percorso che è cominciato nel 2018, con la pubblicazione, marzo 2018, con la pubblicazione del nostro accordo regionale, che poi attraverso diverse vicissitudini è arrivato fino ad oggi. Da pochi giorni è stato deliberato dalla commissaria Bettellini appunto l'attivazione delle aggregazioni funzionali del territorio delle UCCP, cioè praticamente di una riorganizzazione del territorio della medicina generale, per cui i medici di medicina di famiglia, oltre ad avere i propri e di conservare i propri ambulatori, si organizzeranno anche in strutture che saranno aperte 12 ore al giorno, dalle 8 di mattina alle 8 di sera, e che saranno dotate di attrezzatura diagnostica, serviranno anche per gestire soprattutto le patologie croniche, per intercettare eventualmente i codici bianchi, per evitare quindi intasamenti nei pronto soccorso. Lo avete sentito, i pazienti potranno avere a disposizione ambulatori aperti 12 ore al giorno. Primo step, adesso l'organizzazione. Ci stiamo organizzando e vedremo di attivarle al più presto con l'aiuto di tutti. Allora a Crotone, dove questa mattina è stato organizzato un sit-in in Piazza della Resistenza indetto dal Comitato Liberi per Crotone per manifestare sulla mozione contro il DDL Zan approvata lo scorso 2 dicembre in Consiglio Comunale. Solo pochi giorni fa in Consiglio Comunale a Crotone è passata la mozione contro la legge Zan, che persegue penalmente chi commette reati di genere. Oggi la protesta davanti il Palazzo di Città, che dicono riporta la comunità indietro di 500 anni. È un ordine del giorno oscurantista che ci riporta nel Medioevo, cioè toglie i diritti a moltissime persone. È una discriminazione per noi intollerabile, per questo motivo noi chiediamo
ai consiglieri di maggioranza e al sindaco di presentare un'altra mozione contraria in Consiglio Comunale per sanare questa situazione che per noi è vergognosissima. La mozione passata in Consiglio lo scorso 2 dicembre è un attacco alla manifestazione del pensiero. C'è stata una manovra di raggiro di una parte politica che l'ha strumentalizzata e molti consiglieri della maggioranza ci sono caduti così in modo per ingenuità e incompetenza. Dobbiamo ammetterlo, non hanno capito fino in fondo il peso di questa mozione. Al sit-in di oggi ha aderito anche l'Arci Crotone, perché il diritto di uno è il diritto di tutti. Per noi invece la città di Crotone rimane una città che ha un'impronta accogliente, non dico neanche tollerante, ma proprio di integrazione e di interazione con le diversità. Crotone è una città che ha molte possibilità e il Consiglio Comunale in questo momento l'ha mal rappresentata. Non sappiamo se per beghe politiche, di maggioranza, di queste cose qua, però sta di fatto che è stato fatto un gran torto a questo territorio e noi a queste cose non ci tacciamo. Lavori fermi sulla Scalea Mormanno. A giugno è stata inaugurata una rotatoria, da lì poi più nulla. Ecco dove finisce la strada Scalea Mormanno, in aperta campagna. Lo scorso mese di giugno è stata ultimata la rotatoria di accesso al primo lotto Scalea Santa Domenica Telao della ex statale 504, ma ad oggi gli interventi sono fermi. Un tratto di strada di circa 400 metri ancora irrealizzata. La carreggiata, vedete, sbarrata dai nastri. I lavori per la realizzazione dell'arteria viaria sono iniziati nel 2015. Adesso il movimento La Scossa chiede se gli interventi saranno ultimati. Dopo 10 milioni di euro di finanziamento europeo, diciamo non speso, 5 milioni di lavori, la strada ancora non è completata, finisce qui, nella desolazione, nella campagna interna di Scalea. 400 metri di discarica, un buco ancora da realizzare, una galleria, un passaggio ancora da realizzare sotto la ferrovia. La sensazione che permane è una sensazione che questa strada è finita qui, che non si realizzerà. E noi chiediamo al Presidente Iacucci, il Presidente della provincia, cosa ne sarà di questa strada, se effettivamente i lavori verranno finiti. Una storia terribile di violenza arriva invece da Reggio Calabria, dove una minorenne ha subito violenza. Ai nostri microfoni il garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale. In relazione agli accadimenti intorno al consigliere comunale di Fratelli d'Italia, nonché leader del partito stesso a Reggio Calabria, Massimo Ripepi, che stando alle accuse di 2 genitori di una bimba abusata, come pastore di una chiesa che lui dirige localmente, guida, gli avrebbe sconsigliati di mettersi contro lo zio che sarebbe l'abusante e la bambina, avrebbe consigliato di perdonarlo, insomma poi la magistratura capirà il da farsi. Non si può che rimanere sconvolti, anche perché poi quando queste persone le conosci, non siamo amici ma certamente conoscenti, tutto diventa molto più complicato da elaborare. C'è la presunzione di innocenza, spero vivamente per lui e per l'umanità che non sia vero che non abbia fatto questo, ma se è vero la pedofilia è un crimine contro l'umanità debole e indifesa, chi copre i pedofili si macchia di un crimine. 1 più 1 fa 2. Spero vivamente che non sia vero, ma se è vero. E adesso vediamo l'attività incessante dell'opera di solidarietà della Terra di Piero, che distribuisce pasti caldi alle famiglie bisognose del territorio. La solidarietà non va in vacanza e i volontari della Terra di Piero, devo dire, si stanno veramente adoperando per dare un supporto concreto alle tante famiglie in difficoltà della nostra città, alle tante persone che non hanno neanche una casa. Ecco, vedete, in questo momento Mario sta inquadrando i pasti che si stanno realizzando in questo ristorante, e tra l'altro c'è anche questa una bella storia di solidarietà. Ci sono molti ristoranti della città che a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria non lavorano. Allora hanno messo a disposizione le loro cucine proprio per dare la possibilità di preparare dei pasti caldi appunto per tantissime persone che vivono in stato di bisogno. Allora noi siamo in compagnia di Ciccio Chiarella, dicevamo la solidarietà non va in vacanza. Voi avete iniziato con il primo lockdown e non vi siete più fermati?
No, sì, effettivamente non ci siamo più fermati. Dal primo lockdown ci siamo resi conto nell'immediato, da quando Conte ha dichiarato l'Italia zona rossa, ci siamo resi conto che i nostri concittadini, moltissimi, avevano bisogno di un aiuto immediato. L'aiuto immediato ci è venuto in mente di iniziare da quello che il nostro Piero Romeo ci ha insegnato, cucinare per chi ha bisogno. Abbiamo iniziato a cucinare per 34 persone, per 34 pasti, siamo arrivati a servire 620 unità. In parallelo a questa attività c'è stata l'attività di provare a fare delle spese che potessero dare alle famiglie un'autonomia, un aiuto. Siamo arrivati anche in quella fase a 1200 spese. In parallelo a questo le iniziative sono state tantissime, come quella dei detenuti, dove i detenuti hanno cucinato per i poveri, quindi un ritorno alla società, dove le altre comunità, quelle senegalese e marocchina, si sono unite nella nostra sfida e ci hanno aiutato tantissimo. Al secondo lockdown si è ripartiti e si è registrato subito l'esigenza di ricominciare, siamo arrivati come al solito a un numero di pasti abbastanza consistente, qui si parla di 320 pasti. Quante sono le persone alle quali voi date una mano concreta? Sono intorno ai 180 nuclei familiari, di cui composti da 320 persone. E ci sono anche quelle persone che, come dicevo prima, una casa non ce l'hanno? Sì, proprio siamo partiti proprio da loro, dai senza tetto. Abbiamo fatto una mappatura personale, siamo andati a parlare, a discuterci, a cercare i loro effettivi bisogni. Diciamo che là si parla di una cinquantina, sessantina di unità. Ma voi pensate anche ai sanitari, no? Che siamo alla vigilia del giorno dell'Immacolata, un giorno di festa, pensate anche ai sanitari? Sì, è stato il nostro primo pensiero. Dall'altra parte della cucina si stanno friggendo i tipici cuggiurieggi cosentini, i primi ci siamo sentiti in dovere e morale di ringraziamento di mandarli a loro. Una notizia di pubblica utilità: l'amministrazione comunale e l'azienda Ecologia Oggi di Cosenza comunicano che in occasione della festa Immacolata, ossia martedì 8 dicembre, il servizio di raccolta dei rifiuti sarà sospeso, pertanto oggi, sera di lunedì, la frazione residuale non dovrà essere esposta, dovrà essere invece esposta insieme, prenderà il posto dell'organico e dovrà essere esposta la sera di martedì 8 dicembre insieme al vetro. E adesso il calcio, vediamo come è andata al Menti di Vicenza, un Cosenza che ha approcciato benissimo alla partita, non è riuscito a concretizzare, poi ha subito il vantaggio da parte di Meggiorini, ma è riuscito a riagguantare il pareggio con il solito tiritiello. Un punto prezioso quello conquistato dal Cosenza al Menti di Vicenza, il sesto pareggio in 10 gare, ma la squadra di Occhiuzzi dimostra ancora una volta la caparbietà e la voglia di fare il risultato e dopo essere andata sotto nella ripresa riesce a riacciuffare il risultato grazie ad un'incornata di tiritiello sulla quale non può nulla l'ex di turno Perina. Eppure i lupi iniziano subito forte, dando filo da torcere alla formazione di Di Carlo, azioni che purtroppo non possiamo mostrarvi perché non presenti nella sintesi di Infront, che al contrario propone le azioni dei padroni di casa. Al 17° su un'azione da calcio d'angolo Cappelletti impatta il pallone di testa che sorvola di poco la traversa. Poi le due conclusioni che costringono Falcone agli straordinari. Nella ripresa i silani sono subito propositivi al secondo minuto e il palo a negare la gioia del gol. Occasionissima di Sciaudone, il suo tiro si stampa dritto sul palo. Il Vicenza ci prova con Meggiorini dalla distanza, ma la sua conclusione finisce alta. Al 13° invece Carretta ha sui piedi la chance per portare in vantaggio i suoi, ma dopo aver saltato Perina si fa rimontare da un difensore biancorosso che spazza in corner. Il Vicenza sembra alle corde, ma al 17° il gran tiro di Marotta dalla distanza mette i brividi a Falcone, che al 24° risponde presente sul tiro di Meggiorini sul primo palo. È il preludio al gol che arriva puntuale 3 minuti più tardi con un diagonale chirurgico di Meggiorini. Dopo un triplo cambio nel Cosenza arriva la rete del pari proprio con Tiritiello che, servito da Vera, svetta più in alto di tutti e beffa Perina. Allo scadere c'è tempo per il tiro di Bruccini di prima intenzione dal limite dell'area che sfila sul fondo, finisce 1-1 e il Cosenza raggiunge quota 9 in classifica. Dobbiamo continuare su queste certezze, dobbiamo continuare a lavorare
I ragazzi in settimana, l'avete notato, chiunque entra, chiunque gioca, interpreta la gara allo stesso modo, con le proprie caratteristiche ovviamente. È normale che adesso chiediamo i gol agli attaccanti, non stanno arrivando da loro e quindi gli stiamo un po' sul fiato sul collo, è anche giusto perché da loro vogliamo anche i gol. Non vedo loro che si sbloccano perché a livello pure di emozioni, sensazioni, questa loro la vivono e la avvertono. È normale che cerco di insomma non fargliela pesare, però noi ci lavoriamo molto durante la settimana su quest'ultima fase e forse devo continuare a lavorarci ancora di più per metterli sempre nelle condizioni di insomma essere più lucidi sotto porta. Adesso la borsa, vediamo. Seduta incerta per le borse europee, mentre viaggia poco mossa Wall Street. Nel vecchio continente torna in primo piano la Brexit, dopo il monito di un ufficiale britannico secondo cui l'accordo fra UK e UE potrebbe saltare in assenza di progressi significativi. Questa sera è in programma un incontro fra Boris Johnson e Ursula von der Leyen. Nei prossimi giorni l'attenzione si sposterà sulla riunione della BCE, che giovedì dovrebbe annunciare un'estensione e un potenziamento del piano di acquisti di titoli. Nello stesso giorno è atteso anche il via libera dell'FDA all'utilizzo d'emergenza negli USA del vaccino di Pfizer e BioNTech, che in caso di approvazione potrebbe avviare la distribuzione entro 24 ore. Sullo sfondo restano le tensioni tra USA e Cina, con Washington pronta a imporre sanzioni contro una dozzina di funzionari di Pechino per il loro ruolo nell'ambito dell'espulsione di alcuni deputati dell'opposizione a Hong Kong. In questo clima incerto, il FTSE MIB di Milano termina in ribasso dello 0,3%, debole anche il DAX di Francoforte a meno 0,2%, l'Ibex 35 di Madrid a meno 0,5% e il CAC 40 di Parigi a meno 0,6%, mentre il FTSE 100 di Londra guadagna un più 0,1%. Oltreoceano contrastati il Dow Jones a meno 0,4%, l'S&P 500 a meno 0,1% e il Nasdaq a più 0,5%. Intanto sul Forex l'euro-dollaro si apprezza a 1,214, mentre il dollaro-yen scivola a 103,9. Tra le materie prime in ribasso le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,4% a 49,1 dollari e il VTI a meno 0,5% a 46,1 dollari. Sull'obbligazionario il BTP Bund si attesta a 119 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,61%. Tornando a Piazza Affari, fra le big cap si mette in luce Moncler a più 1,85% dopo l'accordo con Stone Island, bene anche Nexi a più 1,6%, mentre arretrano Prysmian a meno 2% e CNH a meno 2,6%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Prima del meteo, una notizia che riguarda l'agguato nel Cosentino compiuto qualche giorno fa. Mercoledì sera è incontrato un pantano rotondo, 3 colpi di pistola calibro 9 sparati a distanza che lo hanno raggiunto al torace. Questo, secondo quanto si è appreso, l'esito dell'autopsia sul corpo di Giuseppe Gaetani, il 50enne artigiano di Cassano d'O Ionio, padre di 3 figli, ucciso appunto mercoledì sera. L'esame autoptico è stato effettuato dal dottor Aldo Barbaro, si è svolto all'obitorio dell'ospedale di Cosenza, dove la salma si trovava. Adesso vediamo le previsioni del tempo per le prossime ore. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Un'area depressionaria che si estende dal nord Atlantico convoglia venti occidentali freschi che apporteranno sulla Calabria piogge sparse e un po' di neve sulle alte quote, in particolare nella giornata di lunedì sui versanti tirrenici. Domani cielo parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso, con possibilità, ma solo dal tardo pomeriggio, di piogge sparse su Basso Reggino, Basso Crotonese e Alto Cosentino Tirrenico. Temperature in lieve aumento. Passiamo a mari e venti. Domani i venti dei quadranti meridionali moderati, localmente forti, manterranno i mari molto mossi. Mosso sotto costa il solo golfo di Corigliano. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci, ancora buona serata.